Siamo nel parco del ristorante La Baita a Giavera del Montello. Stiamo incontrando Francesca Finotti, che ha avviato un'attività molto particolare, il Dog Scootering Montello. Francesca, mi spiega di che cosa si tratta? Dog Scootering Montello è un gruppo amatoriale che ha l'intento di condividere insieme ad altri atleti che praticano lo stesso sport, cioè lo dog scootering, nella natura insieme, e allo stesso tempo anche di promuovere questa attività e di permettere anche a persone che vogliono avvicinarsi di provare anche quei loro cani di famiglia, per esempio cani attivi che hanno bisogno quindi di tanto movimento e che siano adatti come struttura, anche come capacità polmonari, ecco. E in questo senso sono appoggiata, nel caso che si faranno eventi, dal Consorzio del Bosco Montello, dalla Proloco, e sarà presente ovviamente un masher competente e anche una istruttrice cinofila di mia fiducia. Francesca, che benefici comporta utilizzare i mezzi speciali che voi usate su due ruote accompagnati con i cani? I benefici sono stati veramente una grande sorpresa per me, perché veramente intanto il cane è felicissimo, perché la semplice passeggiata non gli bastava, ha poi questo bisogno, no, di correre, e l'istinto, soprattutto i cani nordici, ma molti cani in realtà, di tirare e trainare. E quindi benefici per la sua salute, ma con mia sorpresa anche grandissimi benefici sulla mia salute, perché l'attività sullo scooter permette di muovere tutti i muscoli, di farli lavorare tutti, sembra di volare nell'aria, si può dire, no? E in più anche sviluppa la propria accezione e l'equilibrio. Anche chi ha problemi di equilibrio, per esempio in bicicletta, è un mezzo molto piacevole da usare anche senza cane. E l'altro beneficio sicuramente grande è nel rapporto, nella relazione tra cane e il padrone, in quanto si sviluppa la fiducia reciproca, perché si è affidati al cane, al quale vengono prima insegnati ovviamente i comandi, e quindi diventa un rapporto molto intimo e si ottiene insomma molto in questo senso anche. Ma che mezzi sono? Allora, mi racconta che mezzi utilizzate? Non sono biciclette, come si chiamano? Cosa sono? Diciamo che sono conosciuti come scooter, il termine, che in Italia magari può essere confuso col motorino, no? In Italia possono essere chiamati, ecco, footbike o monopattini sportivi, in quanto hanno le ruote più grandi dei monopattini, quelli che normalmente conosciamo, e sono nati come allenamento, diciamo, per i cani da slitta quando la neve appunto non c'è. E poi si è sviluppato come sport, come anche di più forse dello sled dog. Lumi è un Siberian Husky e ha 1 anno e 7 mesi, e quando ha raggiunto l'anno ho iniziato questa attività, perché hanno appunto a quell'età sviluppato il corpo a sufficienza da poter effettuare questo sforzo, e che poi sforzo appunto non è poi completamente, perché anche il proprietario lavora molto dietro, spinge, non è che in salite quelle che sono fattibili da fare è il cane che tira, ma è la persona dietro che spinge molto sulla footbike, sullo scooter, quindi è sempre regolato, ecco. Per il cane è sempre deve essere un divertimento, se no non lo farebbe.